Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa prima conferenza del ciclo primaverile dedicato ai nostri ospiti, amici, studenti e turisti che ci seguono da tutto il mondo. Io sono Alessandro Picciao, presidente dell'associazione Atobius di Dolianova, siamo in provincia di Cagliari, in Sardegna, e questa è una conferenza organizzata all'atere del Festival Atobius, Incontri di Culture, che si svolge a Dolianova dal 16 ottobre al 21 ottobre. Festival di turismo esperienziale realizzato con il contributo della Regione Sardegna e il patrocinio del Comune di Dolianova. Oggi avremo come argomento della nostra conferenza il cibo e Grazia Deledda. Con me in studio ad aiutarmi in questa conferenza, adesso introduco e faccio entrare in studio Cristina Mamusa, nostra collaboratrice, esperta sommelier, guida enogastronomica e proprietaria delle Strade del Gusto. Poi faccio entrare con me in studio Alessandra Guigoni, antropologa del cibo, ricercatrice, collabora come consulente con l'Università di Cagliari, food blogger, anche lei una nostra cara amica del festival e collaboratrice. E poi con noi abbiamo anche Chiara Cogotti, esperta cuoca e collaboratrice di Pierluigi Fais, proprietario di ristoratore, tra l'altro, di Dietto e di Iosto. Stiamo parlando di uno dei più importanti e rinomati ristoranti di Cagliari. Allora, io lascio la parola a Cristina Mamusa, che condurrà questo nostro evento di oggi, e poi ci risentiamo noi più tardi. Prego Cristina, lascio a te la parola. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti e benvenuti a questa nostra prima conferenza che abbiamo voluto dedicare al cibo secondo la visione di Grazia Deledda, quindi è veramente una conferenza dedicata alla cultura nel pieno senso della parola, perché abbiamo da un lato la nostra scrittrice che è stata insignita del premio Nobel e la scrittrice che parla delle nostre tradizioni gastronomiche, e chi meglio di Alessandra Guigoni poteva raccontarci insomma qual era il pensiero di Grazia, oppure magari quali sono le tipologie di cibo che lei cita in tutti i suoi libri. Oggi ci concentreremo fondamentalmente sulle tipologie di pasta e scopriremo delle cose veramente interessanti e incredibili, ma sarà Alessandra poi a raccontarcele. E poi nel frattempo abbiamo pensato di farvi vedere anche dal vivo come si realizzano i formati di pasta di cui appunto parla Grazia Deledda, e quindi saranno prodotti dalle esperte mani di Chiara. Chiara, salutaci, ciao. Ciao Chiara. Quindi Chiara è una cuoca provetta ed è esperta nella produzione della pasta tradizionale sarda, con i vari formati, e con lei collaboriamo spesso, facciamo appunto le nostre cooking class, quindi siamo un gruppo, diciamo così, affiatato in generale, anche seguendo anche magari ciò che Alessandra ogni tanto ci fa scoprire. Quindi andiamo subito al sodo. Io lascio la parola ad Alessandra, che quindi ci racconterà un po' quello che vi ho anticipato, quindi il cibo è secondo Grazia Deledda, e nel frattempo potete vedere Chiara lavoro che sta già producendo alcuni formati di pasta, poi magari potremo fare qualche domanda nello specifico. Quindi Alessandra, ti lascio la parola. Benissimo, benissimo, grazie dell'invito, benvenute e benvenuti a tutti. Andrei subito con le slide, se le possiamo proiettare, per vedere un pochino più da vicino
il mondo di Grazia Deledda. Il mondo di Grazia Deledda che è un po' racchiuso anche in questa cucina. Grazia Deledda nasce a Nuoro in questa casa, che è una casa museo, che è diventata poi ovviamente una casa museo, nasce più di appunto 150 anni fa, 1871, e nasce da una famiglia non povera, ma comunque a quei tempi in tutte le famiglie si risparmiava, si mangiava in maniera moderata, si conservavano i prodotti, si utilizzavano tutte le parti degli animali, compreso quello che si chiama quinto quarto, quindi cuore, milza, polmoni, tutto, non si sprecava nulla. Si riutilizzava il pane vecchio per farne delle zuppe, delle minestre, si mangiavano anche molti legumi, la carne solo la domenica. Insomma, era un sistema alimentare ben diverso da quello a cui siamo abituati adesso e anche un po' alla cucina che i nostri ospiti trovano in Italia, che è una cucina oggi molto, molto ricca, ma che è la cucina con le ricette delle feste. La cucina quotidiana era molto più povera. Ci si produceva quasi tutto, ci si produceva il vino, si faceva il pane in casa, naturalmente si facevano tutte le paste di cui poi vi parlerò e Chiara vi mostrerà alcuni esempi. La pasta era più festiva che quotidiana, per la quotidianità si facevano delle paste molto semplici come la fregula che assomiglia un po' al couscous, mentre le paste che poi anche vedremo con Chiara erano riservate alle feste. Si macellavano gli animali, si facevano gli insaccati, il formaggio lo producevano solo i pastori, ma insomma ci si faceva tanti prodotti in casa e tutti avevano l'orto e chi poteva, chi era un pochettino più ricco, aveva anche il frutteto e la vigna. Quindi il supermercato non esisteva proprio. Questo un po' riguarda tante culture a livello mondiale, perché i market sono arrivati dopo. Ai tempi di Grazia c'era qualche bottega in cui si acquistavano i cosiddetti prodotti coloniali, quindi il caffè, lo zucchero, le spezie, quello che non c'era disponibile. Eccola qua, Grazia col marito Palmiro Madesani e col figlio Sardus proprio a tavola. Grazia era una grande buongustaia e un'ottima cuoca e lei racconta che quando ricevette la notizia dal messo di Stoccolma di aver vinto il premio Nobel, e questo messo arrivato a casa sua a Roma, perché ormai lei si era trasferita a Roma col marito da alcuni anni, questo messo le baciò la mano con un atto galante come si usava ai tempi, stiamo parlando del 1927, ecco quella mano, scrive Grazia, odorava di cipolla perché stava preparando il pranzo. Lei quando poteva preparava il pranzo per la famiglia, ci teneva molto, conosceva moltissime ricette perché anni prima aveva fatto delle ricerche intorno a Nuoro insieme al fratello, andando a cavallo col fratello, su richiesta di un famoso etnografo, antropologo dell'epoca, aveva fatto queste ricerche che poi erano confluite in una pubblicazione. E facendo queste ricerche aveva imparato tantissimo sulla cucina. Qua è con i figli mentre insegna loro, naturalmente ci teneva tantissimo all'istruzione, anche se lei era praticamente un autodidatta che però aveva letto tantissimo e poi aveva anche ascoltato moltissimo, nel senso che in molti romanzi e molti racconti c'erano dei racconti che aveva sentito
dalle anziane, dagli anziani, pettegolezzi, storie di grandi amori impossibili, storie di tradimenti, storie di faide, di cose finite male, che lei poi, ovviamente cambiando alcuni elementi e i nomi, aveva trascritto. Infatti dovete sapere che a Nuoro non era proprio ben vista. Intanto perché era una donna molto moderna, molto emancipata e molto indipendente. E poi perché appunto aveva inserito nei propri romanzi e nei propri racconti alcuni elementi in cui le persone si riconoscevano. Perché dico che era una donna molto emancipata e molto moderna? Perché per l'appunto aveva questa grandissima ambizione e voglia di arrivare. Sicché Nuoro, che era una piccola cittadina della Sardegna, quindi in un'isola circondata dal mare, una piccola cittadina, Nuoro le stava stretta. Quando incontrò Palmiro Madesani, che era un funzionario insomma, continentale, no? Quindi che viveva tra Roma, Cervia, era di quelle zone lì, si innamorò e quando lui in pochi mesi le propose di sposarlo, non si fece dire due volte, insomma, non si fece fare due volte la proposta. Presero e andarono a vivere a Roma. Dopodiché lei scriveva e pubblicava tantissimo, aveva rapporti epistolari con i maggiori intellettuali italiani d'Europa e Palmiro Madesani lasciò il suo lavoro di funzionario per farle da segretario e da traduttore. Quindi una donna moderna che per l'appunto era una donna che si stava facendo da sola, in cui suo marito, anziché magari ostacolarla, l'aiutò in tutti i modi e lei seppe farsi aiutare, quindi lasciò il lavoro e le fece da segretario. Eccoli qua a passeggio con i due figli, una coppia affiatatissima, ma una coppia, diciamo, d'amore e di business, proprio perché lei sapeva che per riuscire a farsi conoscere oltre Italia doveva scrivere, farsi tradurre le cose e avere grandi rapporti intellettuali con le persone più eminenti. Non dimentichiamoci che Grazia Deledda è stata la prima donna italiana ad aver vinto un premio Nobel. L'ha vinto per il 1926, ma l'ha ritirato nel 1927, a dicembre del 27, ed è a tuttora è l'unica donna italiana ad aver vinto un premio Nobel per la letteratura. Abbiamo diversi premi Nobel maschili, è l'unica donna che l'ha vinto, italiana, ed è stata in assoluto in tutto il mondo la seconda donna europea, la seconda donna anzi ad aver vinto il premio per la letteratura. Quindi fece un'opera, fece un'impresa eroica, come scalare l'Everest a mani nude, perché partiva veramente per l'appunto da un paesino in una piccola isola, ma aveva una tale intelligenza, una tale voglia di arrivare e anche delle cose da raccontare, ecco, anche di cibo ma non solo, che fece breccia. Qua la vediamo vestita, diciamo, in maniera molto moderna al mare con un giornalista e sempre col figlio Sardus maggiore a Viareggio, perché ormai si era trasferita da alcuni anni, quindi viveva tra Roma, d'estate andava a Cervia, dove assaggiava ed era golosa di tutto ciò che poteva offrire l'Emilia Romagna, tant'è che diventò anche un'esperta non solo di cucina sarda, ma anche di cucina emiliano-romagnola, e nei romanzi ambientati, nei racconti, nei romanzi ambientati in continente, per l'appunto, racconta di alcuni piatti tipici come la polenta, che descrive perfettamente, quindi aveva imparato anche a fare i piatti che magari erano propri della casa del marito, no? Ecco, quindi faceva i propri, faceva anche altri piatti. Eccola qua.
Questo è un momento molto importante perché è il momento in cui sta viaggiando, spero si vedano bene le slide, sta viaggiando da Roma a Stoccolma per ricevere il premio Nobel. Nel 26 non era stato assegnato perché il comitato aveva ritenuto che nessuno fosse degno di riceverlo, una roba così. Quindi una cosa così le viene assegnato nel 27 e lei parte e fa questo viaggio epico che racconta. Poi mi direte, come facciamo a sapere tutte queste cose anche molto private di Grazia? Perché lei scriveva tantissimo. Se avesse avuto WhatsApp, Grazia Deledda avrebbe scritto milioni di messaggi, sarebbe stata come quelle ragazzine che stanno tutto il giorno sul cellulare. Perché allora per farsi conoscere, per comunicare, c'erano le lettere, le epistole, e lei ne scriveva e ne riceveva tantissimo. E anche durante tutto il viaggio per andare a Stoccolma e di ritorno, scriveva ai figli tutte le sue impressioni, le sue emozioni, raccontava, aveva questo bisogno di raccontare e anche questa capacità di raccontare in maniera eccellente, una grande osservatrice della realtà. Eccola qua, durante la cerimonia di assegnazione del premio Nobel per la letteratura. Molto emozionata, è palpabile, si nota che è emozionata in mezzo a questa corte. Sentite che cosa racconta Grazia Deledda ai figli di questa magica notte. Stoccolma, 11 dicembre 1927. Carissimi, si rivolge ai figli, sono come una foglia in balia del vento. Ieri è stata una grande cerimonia, poi grande banchetto nel quale io sedevo tra due principi di sangue reale, nel mezzo alla corte fantastica di questo regno, che parla appunto del regno di Svezia, composto da donne e uomini bellissimi, colti, amabili, arguti, quindi molto intelligenti, molto spiritosi. Questa sera pranzo a corte. Con tutto questo, cioè nonostante tutto questo sfarzo, questa meraviglia che li aveva colti, appunto di andare in una corte reale, essere premiata col massimo riconoscimento, papà Palmiro Madesani, sospira la sua sora Nina. Ma chi era questa sora Nina di cui sentiva la nostalgia Palmiro, il marito di Grazia? Era la vinaia, la persona che gli procurava il vino di casa. Sora Nina era proprio la vinaia, sua vicina di casa. E io mi diverto quando dopo i banchetti qui offrono bicchieri di acqua minerale, perché erano abituati. In Sardegna sicuramente Grazia conosceva bene il Cannonau, perché proprio di quelle zone, non solo di quelle zone, adesso Cristina poi ci potrebbe dire delle cose, però ai tempi diciamo che era un vitigno caratteristico di quelle zone. E sicuramente a Roma bevevano dei bei fiaschi dei vini dei castelli romani, quindi altro che bollicine e acque minerali. La mamma, finisce così questa lettera. Quindi un altro mito da sfatare è un po' la tristezza, la cappa di tristezza nei romanzi di Grazia Deledda. Sì, è vero, racconta anche delle cose tragiche, pesanti, perché la vita allora in tutta Europa era così, era una vita molto dura in cui difficilmente si poteva fare quello che si voleva, c'erano le norme religiose, le norme familiari, si era un po' costretti a fare quello che volevano gli altri, c'era miseria, ma in tutti i romanzi, in tutti i racconti c'è sempre anche il motto di spirito, il momento che ti strappa un sorriso, la battuta, c'è molta arguzia. Infatti quando faccio delle cose su Grazia Deledda e il cibo, scelgo sempre dei passi molto sereni e divertenti, perché ce ne sono tanti nell'opera di Grazia Deledda e meriterebbe
di essere letta di più e meglio. Ci stiamo, diciamo, ecco, finalmente ci stiamo avvicinando alla pasta, però mi faceva piacere introdurvi questa autrice, questo premio Nobel per la letteratura che è tutto sommato poco conosciuto, nonostante la fama e nonostante abbia scritto veramente anche tante opere. Allora, Grazia Deledda nelle sue opere parla molto di cibo e come tutte le donne parla molto soprattutto di pane, pasta e dolci e la capisco molto bene. Tutto la incuriosiva, non tutto ovviamente sapeva fare. Ad esempio adesso leggeremo velocemente dei passi su di una pasta molto particolare, su Filindeu, che è una pasta che nel mondo la sanno fare solo una decina di persone, perché è una pasta molto difficile da lavorare. Quindi anche Grazia Deledda, quando ne parla un po' come ne potremmo parlare noi, cioè vedendola da lontano, ecco, sicuramente non sapeva fare. In Sardegna esistono tantissime tipologie di pasta, poi Chiara ce ne farà vedere alcune e ce ne parlerà di alcune. Alcune sono ornate completamente a mano, quindi vengono fatte, come sta facendo Chiara, interamente a mano, senza stampini, senza attrezzi, senza strumenti, senza trucchi. La pasta sarda era già esportata nel Medioevo ed è stata esportata per tutta l'età moderna. Tant'è che c'erano molti pastifici in Sardegna in età moderna e ancora adesso c'è una buona produzione locale di pasta. Abbiamo detto che soprattutto il consumo era festivo per i santi, quindi tra il 1° e il 2 novembre se ne consumava molto, poi si faceva per Natale, per le feste comandate, per Pasqua. E quando gli arabi diffusero la tecnica dell'essiccazione della pasta, perché voi sapete che la pasta può essere fresca, come i ravioli, le lasagne, oppure essiccata, come gli spaghetti, le farfalle. Ecco, quando gli arabi nel Medioevo diffusero la tecnica di essiccazione della pasta, che consentiva alla pasta di conservarsi per anni, perché una volta che la disidrati una cosa si conserva molto, la Sardegna fu una delle prime regioni a captare, no, a cogliere l'importanza di questa innovazione e la fece propria. Tant'è che abbiamo dei documenti del 600 in cui ci sono tantissime tipologie di pasta, tra cui gli andarinos, oggi andarini, che credo che poi ci farà anche Chiara, e anche la frigola e altro. Allora, iniziamo però un po' con una delle paste più importanti, che è su Filindeu. Qua vedete Paola Braini, che è una delle maestre riconosciute, no? Una delle 10 donne, diciamo, in Sardegna che ancora la sanno fare bene, che consiste in un pezzo di pasta che ha una elasticità speciale e che grazie a questa elasticità viene tirata più volte fino a ricavare tantissimi fili sottili che sembrano degli spaghetti sottilissimi e che poi vengono sovrapposti su più strati, fatti essiccare all'aria, al sole, poi spezzati e cotti in un brodo di pecora col pecorino, formaggio pecorino grattugiato sopra, su Filindeu. È una pasta di cui parla anche Grazia Deledda, ne parla perché già a fine 800 era una pasta rara, era una pasta preziosa che si utilizzava solo per alcune feste e una di queste feste era San Francesco di Lula e praticamente si andava in questa chiesetta a piedi, isolata,
e tutti i pellegrini, cioè le persone che andavano in processione fino a questa chiesetta, San Francesco di Lula, ricevevano un piatto di filindeu, perché filindeu è sia la pasta, ma sia il piatto che è appunto la pasta cotta nel brodo di pecora col pecorino sopra. Eccola qua, vedete una volta che si tira la pasta come diventa poi sottilissima. La capacità è di non farla spezzare e riuscire a tirare tutti questi fili. Grazie ad Eleda, che ve l'ho detto che era anche una donna spiritosa, sostiene che un giorno una coppia di giovani sposi andò a San Francesco di Lula e la sposina non volle assaggiare questo piatto di filindeo siccome cosa schifosa, quindi una cosa che trovava ripugnante. Allora, tornando a casa successe che cadde in un fosso col cavallo e morì. Quindi non sappiamo se San Francesco a sua volta disse, beh, ma insomma, hai rifiutato questo piatto santo, sacro, consacrato, rituale, ed ecco qui che mi dispiace, ma devi andare a finire nel fosso. E morta questa povera ragazza, quel particolare posto venne chiamato il fosso della sposa. Quindi chiunque andasse a San Francesco di Lula gli dicevano, vedi lì c'è il fosso della sposa, e gli raccontavano la storia. Quindi quando arrivavano i pellegrini mangiavano tutti il piatto di filindeu. Okay? Non c'era nessuno che esitasse. Eccolo qua, su filindeu. Adesso si capisce un po' meglio di questi sottilissimi fili d'angelo che non potrebbero essere cotti così perché sono impalpabili. E allora cosa hanno studiato 1000 anni fa? Perché parliamo di una pasta antichissima. Hanno studiato di sovrapporla in 3 strati per renderla anche un pochettino più forte, di farla essiccare e poi spezzata di consumarla così. Si dice che l'etimologia filindeu sia fili di Dio, e questa è un'etimologia molto bella, popolare, che significa un po' anche il rispetto che c'è ancora adesso a Nuoro per questa pasta rara e preziosa. Però sappiamo da degli studiosi che l'etimologia deriva dall'arabo fidas, che era un antichissimo formato di pasta, uno dei primi formati di pasta che gli arabi portarono nel Mediterraneo. Quindi questo impreziosisce ulteriormente, ci fa capire come sia una pasta antica. In Cina fanno una pasta allo stesso modo, fatta sempre col grano, con la farina di grano, che tirano e buttano nell'acqua bollente e ne fanno anche loro una zuppa. Invenzioni probabilmente che non hanno nessun punto di contatto. Per ora non è stato dimostrato nessun punto di contatto, però è curioso che dall'altra parte del mondo ci sia una tecnica simile per tirare la pasta, anzi per filare la pasta. Ecco qua i malloreddus. Malloreddus per l'appunto sono una pasta che si può fare in tanti modi, perché si può fare con i rebbi della forchetta, si può fare sul classico canestro, si può fare con la tavoletta di legno, si può fare col retro di una grattugia. Comunque la forma è quella di una conchiglia, ed è una forma che non è tanto casuale, quella della conchiglia, perché è benaugurale. La conchiglia è simbolo di fertilità e quindi non è tanto casuale che quelli che vengono chiamati volgarmente gnocchetti sardi, perché sono unici in tutta Italia, li fanno solo in Sardegna, e invece noi chiamiamo in vari modi malloreddus, macarrones cravaos, macarrones
de punzu, de podig, eccetera. Ecco, non è un caso che questa pasta fatta a conchiglia, ecco, sia di questa forma qua. Anche qua, grazie a Deledda, cita diversi passi interessanti. Addirittura in un passo proprio descrive perfettamente, vediamo se lo trovo, come si fanno. Allora, scusate perché non lo vedo da qua, dovrei ingrandire perché lo vedo un po' piccolino, vediamo, scusate. Ok. Vedo un po' piccolino, perfetto, grazie. La regia. Allora, intanto nel Vecchio della Montagna, questo romanzo dice: mangiavano avidamente prendendo dalla conculina, che è una specie di conca in cui si mette la pasta e poi il condimento e si condisce, i maccheroni a grandi cucchiaiate, tenendo un pezzo di pane sotto il mento per raccogliere la salsa che gocciolava dal cucchiaio di legno. Quindi una voglia di mangiare, una fame incredibile. Come si condiva la pasta? Allora, fino al Settecento la pasta si condiva con il formaggio, o con il burro, o con lo strutto. Poi il pomodoro che è di origine americana ma che è diventato mediterraneo nel corso dei secoli, appunto portato da Cristoforo Colombo in Europa, ha soppiantato tutti gli altri condimenti e quindi la salsa di pomodoro è diventata il principale modo con cui si condisce la pasta. Dalla pasta è finito anche sulla pizza e quindi pasta e pizza sono un connubio, un'unione perfetta. Nel romanzo Cenere accenna ad un altro tipico condimento, quello con i pomodori secchi, perché quando non era più stagione, stava finendo la stagione dei pomodori freschi, allora i pomodori venivano tagliati a metà, col sale, messi a seccare e quindi c'era la conserva di pomodoro per tutto l'anno. E ancora adesso sono veramente tipici in Sardegna. Allora, ecco, nella fuga in Egitto, grazie a Deledda, descrive tutta la sequenza della preparazione degli gnocchi. Sentiamo. Tagliò una fetta di pasta e arrotolandola e tirandola la ridusse a una lunga biscia bianca, che il coltello si affrettò a tagliare in piccoli pezzi, come se si trattasse di una bestia pericolosa. Sta anche un po' scherzando. Poi questi piccoli pezzi di pasta vengono scavati con l'indice come lunghe conchiglie che formarono gli gnocchi, il loro esercito ben schierato sull'asse ed era ricoperto dalla tenda di una salvietta. È quello che sta facendo Chiara ora, sta proprio facendo, esatto, noi diciamo sempre fa il serpentello, Ecco. e poi appunto viene tagliato, quindi la vedete in diretta come appunto sta producendo il serpentello, poi lo taglierà in piccoli pezzetti. Noi usiamo la tavoletta rigata, che è una tavoletta insomma non quella in legno, ma è una tavoletta in ceramica fatta da un artigiano, quindi insomma un po' più romantica. Ecco. E quindi vedete che appunto utilizziamo questa tecnica per ottenere i nostri malloreddus. Benissimo, benissimo. Allora, altri tipi di pasta. I macarrones de busa, che corrispondono ai bucatini, quindi degli spaghettoni lunghi forati in mezzo, che prendono molto bene anche il sugo, ogni condimento e sono molto gustosi. Le orecchie di cane, che sono delle specie di grossi medaglioni,
i macarrones filaos o fibaos, che sono come i nostri spaghetti, ma venivano per l'appunto filati a mano, non finemente come su Filindeo, ma comunque filati a mano. E poi ancora tallarinos e alisanzas, quindi tagliolini, diciamo, e mal tagliati, però restano in uro. Mentre la fregula, che chiamiamo così nel cagliaritano, viene chiamata altrove suzuku, tra Logudoro e Barbagia, quindi in altre zone dell'isola, perché poi il bello dell'isola, ve lo diranno tutti gli altri relatori e le relatrici, è che ci sono tante micro regioni, in ogni micro regione ci sono piatti diversi, pietanze diverse, prodotti diversi, modi anche di chiamare lo stesso prodotto in maniera diversa. È una cosa che all'inizio fa ammattire un continentale, ma poi quando ci prendi la mano è anche divertente. Ecco. E ancora, diciamo, ci avviamo verso la conclusione. Queste sono proprio le parole di Grazia Deledda. Oltre al pane si fanno in casa le minestre e i maccheroni, quindi maccheroni si intende tutta la pasta, macarrones filaos, quindi tipo spaghetti de busa, cravaos, oricras de cane, succu, tagliarini, alisanza, filindeo. Il filindeo nelle case viene condito col formaggio e allora assume il nome di ministru, quindi minestra furiao. Infine, ancora, parla della cebada o della cevada. Di lei è stata detta una bella definizione di questo dolce, che è il dolce più famoso della Sardegna, il dessert più famoso, non manca mai in nessun ristorante, nessun agriturismo. È stato detto che è una pasta che si crede un dolce, perché in realtà è un tortello che si potrebbe fare anche salato, ma che in realtà col formaggio che ha viene poi fritto e dolcificato di solito con del buon miele amaro. Però ne esistono anche delle versioni salate come i pizzudos di Ovodda. È proprio Deledda a dare una delle prime definizioni di cosa sono le sas cebadas, quindi le cebadas, questo tortello, dice: è proprio lei che scrive nelle tradizioni popolari di Nuoro, sono piccole schiacciate di pasta e formaggio fresco passato al fuoco, perché il formaggio richiede una preparazione, non è che si butta del formaggio dentro il tortello, no, va lasciato inacidire perché così assume un sapore particolare e poi vengono fritte. Ancora una cosa devo dire di Grazia Deledda, che è una miniera d'oro di informazioni appunto per un antropologo, uno storico della cucina, perché nei suoi romanzi e nei suoi racconti ci sono tantissime piccole ricette e vengono citati per la prima volta per iscritto tantissimi piatti. Cioè noi abbiamo in Sardegna un grandissimo patrimonio di ricette, ma ahimè quasi tutte orali. Si è iniziato a scrivere dei ricettari in pieno Novecento. In pieno Novecento abbiamo delle piccole prove di qualche ricetta negli anni 50-60, i ricettari veri e propri sono degli anni 80, perché era un sapere prevalentemente orale. Ebbene, quindi grazie a Deledda è preziosa perché possiamo, grazie a lei, capire che alcuni piatti hanno 120-130 anni, li troviamo nelle sue opere, quindi sappiamo che esistevano, che c'era una tradizione e a volte lei mette anche la ricetta e quindi capiamo anche come venivano fatti, quindi la dobbiamo anche ringraziare per questo. C'erano molti scrittori sardi, ma gli uomini badavano meno alla cucina, va detto, mentre Grazia Deledda aveva una curiosità a 360 gradi ed era una grande amante della cucina, quindi ci ha lasciato anche queste belle descrizioni. Poi parlando molto di donne, ovviamente la prima loro mansione era stare in cucina e quindi quando ritraeva delle donne
metteva sempre una nota che riguardava la cultura gastronomica. Io vi ringrazio, ma non è finita, nel senso che lascerei, se sei d'accordo Cristina, un po' la parola a Chiara. Certo, certo. Allora, intanto adesso ti volevo ringraziare perché ci hai fatto scoprire un lato di Grazia Deledda che forse non è così noto, e quindi viene quasi la voglia di andare a riscoprire i suoi libri per trovare appunto queste ricette. E sicuramente ci fa anche riflettere, perché dovremmo recuperare probabilmente alcune tradizioni, ma non soltanto per il gusto di recuperarle, ma perché in realtà aveva un modo di, diciamo così, di alimentarsi che era probabilmente più sano, ed è quello poi che ha dato vita alla teoria che in Sardegna siamo così longevi, probabilmente perché si aveva un modo di alimentarsi che era completamente diverso, quindi a base di ciò che si produceva in casa, quindi tanti legumi, tante verdure, poca carne, la pasta per le festività. È un mondo veramente affascinante, devo dire questo. Nel frattempo vediamo quindi Chiara che ha prodotto un bel po' di pasta, quindi insomma se qualcuno volesse venire a cena ci sarebbero le quantità. Quindi Chiara, adesso che cosa stai producendo? Dici un pochino. Vediamo un pochino, vi ho preparato un paio di formati di gnocchetti perché in giro per l'isola ci sono vari formati e varie dimensioni di gnocchetto. Non ce n'è solo uno, ce ne sono 1000 come tanti dei nostri piatti, no? Tante varianti per lo stesso prodotto. Potete vedere dei più piccoli, più grandi e questi particolarissimi che producono soltanto a capoterra, che assomigliano un tantino agli andarinos. Gli andarinos li vedete qui. Avvicinalo magari alla telecamera così si riesce a vedere almeno uno per capire meglio la lavorazione. È una pasta elicoidale e praticamente viene prodotta utilizzando appunto la tavoletta rigata, che in realtà in origine è una tavoletta speciale perché è fatta in vetro. Ad Usini usano appunto questa tavoletta in vetro che è difficilissima da reperire sul mercato, diciamoci la verità, per cui noi ce la siamo fatta produrre appositamente perché si ha bisogno di uno spazio abbastanza ampio per far rotolare il serpentello di pasta in modo tale da avere quasi 5 giri, avere quindi una pasta elicoidale. Si può anche fare liscia, giusto Chiara? La versione liscia non è quella originale, qualcuno storcerà il naso. Giustissimo. Però in tanti hanno difficoltà nella lavorazione a farla rotolare nella tavoletta, per cui è più semplice fare appunto, diciamo così, i giri, ma usando solamente le dita, quindi rinunciando alla rigatura. Non so se riuscite a vedere le varie dimensioni dei gnocchetti, che sono nettamente diverse. Come nelle tue slide, Alessandra, evidenziavi il fatto che non solo cambi il nome da paese a paese, ma magari differiscono anche di qualche centimetro, oppure se sono un pochino più grossi, un pochino più fini. Quindi ad esempio nel Campidano si usano quelli un pochino più allungati e più magri, mentre ciccioneddos no? Sono un po' più corti, un po' più ciccioni, quindi sono anche simpatici da sperimentare le varie dimensioni. E quelle invece sono, Chiara, I medaglioni quelle di che cui in ci mano parlava sono? Alessandra. Ecco. Allora, chiamate talluzzas o cataluffas. Dipende dal paese dove vai. Sì. Quindi sono delle semplici, c'è una pasta liscia. Esatto, una pasta liscia schiacciata con le mani e poi leggermente affinata con le dita, molto semplice, molto, molto veloce da fare. Sì. Esatto, non richiede Nuorese, sicuramente macarone, ecco. Certo. Esatto, nel nuorese macarones lados, no? Perché sono piatti, quindi Ok. macarones lados.
maccheroni piatti. Poi alla fine... E la cosa interessante è che tutti questi formati di pasta sono ottenuti partendo semplicemente da 3 ingredienti: la semola, l'acqua e il sale. Per cui con 3 Bravissimo. cose riusciamo a fare veramente tantissimi formati, e poi ovviamente venivano serviti in modo diverso a seconda anche del sugo di accompagnamento, poi no, assumevano delle caratteristiche completamente diverse. Alessandra, tu cosa ci puoi dire a proposito del condimento? Oltre che il pomodoro, c'era qualcos'altro che caratterizzava questi piatti? Sì, si facevano anche, diciamo, dei condimenti con dei ragù di carne mista, perché in buona sostanza si utilizzava quello che c'era, quindi poteva esserci carne d'agnello. Secondo le zone, c'erano le zone in cui c'era l'allevamento delle vacche, quindi carne di manzo, carne piuttosto che nelle zone in cui si allevava la pecora, carne d'agnello per l'appunto. Con la capra non ho mai tanto sentito. Oppure si potevano condire con lo strutto, si potevano anche friggere, si friggeva anche la pasta, oppure classica col formaggio. Il formaggio non mancava mai, ecco. E poi per la vigilia, nei momenti di magro, proprio Grazia Deledda parla di una salsa di noci. Di una salsa di noci, sì, Beh, sicuramente che dalle sue parti era facile reperirle, sì, ecco. brava, nel Campidano un po' meno. No, nel Campidano meno, sì, sicuramente. Bene, e Però invece spesso si parla anche di un sugo, di un ragù a base di galletto, che veniva usato certo, hai soprattutto per ragione, le festività. brava. Sì, 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 infatti era proprio il sugo domenicale perché ovviamente c'era l'allevamento delle galline in casa nel cortile e quando il polletto stava diventando galletto, diciamo che diventava anche un po', scusate, inutile, no? Perché la gallina fa le uova, ma il galletto a cosa serve? Basta un gallo, 2 galli, no? Si dice 2 galli nel pollaio non possono stare. Quindi ecco che questi galletti gli veniva tirato il collo con questa carne, erano piccolini, veniva fatta questa carne insomma domenicale, questa salsa di pomodoro col galletto, e quello si condiva alla pasta ed era un piatto unico. Un'altra cosa che probabilmente ha fatto diventare i sardi centenari, che si mangiava anche poco, insomma, Sì, il giusto, già. ecco, ci si muoveva molto e quindi sì, era il piatto domenicale, ma era un piatto unico e poi completo perché c'era la cipolla, il pomodoro, la carne di galletto che è una carne bianca magra comunque, e la pasta, che spesso anche era integrale o semi-integrale, perché non Già. si buttava via niente. Infatti proprio a Doglianova, no, Michitus Miedus, cioè la pasta integrale è come se si usava. Sì. Tanti buoni spunti per un'alimentazione più sana, perché è vero che la Sardegna è una blue zone, ma lo deve proprio anche a questo stile di vita che oggi si sta un po' perdendo, ma proviamo a tenerlo in vita. Appunto. Va bene, io direi che possiamo concludere, se qualcuno non ha qualche domanda magari da casa, qualche curiosità, ma nel caso può comunque anche scrivere, anche nelle ore successive, poi comunque daremo delle risposte, quindi delle curiosità sulla pasta, delle curiosità su Grazia Deledda, assolutamente, quindi diciamo che siete i benvenuti. Alessandro, vuoi concludere questo nostro incontro? Sì, grazie a tutti voi, grazie a te Cristina per la conduzione, grazie Alessandro per la splendida relazione, grazie a Chiara che ha cucinato per noi e per chi ci sta seguendo tutto questo tempo durante questa nostra diretta. Vi invito, a chi non l'avesse ancora fatto,
a mettere il like, mi piace sulla pagina Facebook del Festival Attobius Incontro di Culture e al canale YouTube Fai Culture, canale ufficiale del Festival Attobius Incontri di Culture, in maniera tale da rimanere aggiornati per quanto riguarda le nostre future iniziative. Sul commento che trovate sotto al video, che rimarrà disponibile sui nostri canali, ho scritto anche l'indirizzo internet del sito web del Festival Attobius Incontri di Culture. Non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima settimana per la seconda conferenza. Avremo con noi ospiti sempre Cristina, che condurrà anche la prossima conferenza, e l'ospite di giornata sarà Alessandra Argiolas del caseificio Argiolas di Dolianova, una delle grandi e importanti aziende di Dolianova, del nostro territorio, da cui vi abbiamo trasmesso e da cui sede appunto del Festival Attobius, che come vi ho detto prima si svolgerà dal 16 al 21 ottobre, manifestazione del turismo esperienziale dove ci sarà anche la possibilità di frequentare diversi laboratori di cucina, di visitare panifici e pastifici Dolianova, e quindi questa di oggi è stata un'introduzione di quello che poi potrete vedere dal vivo quando speriamo verrete numerosi a trovarci a Dolianova. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ciao.